Giovedì 9 giugno alle ore 20:30 presso il Cinema Verde a Vittorio Veneto si è discusso della fusione fredda, il nucleare pulito. La conferenza, organizzata dall'associazione Salis Bellatrix, ha avuto come relatore un nome di spicco nel panorama scientifico. Il professor Emilio Del Giudice, già ricercatore all'Enea e attualmente ricercatore all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Milano. Ai nostri microfoni l'esperto. I nuclei leggeri, quando riescono ad arrivare in intimo contatto tra di loro, si fondono e liberano energia. Questo è il processo di base. Però c'è una difficoltà, che i nuclei sono elettricamente carichi. È vero che le forze nucleari sono 1 milione di volte più intense di quelle elettriche, però disgraziatamente hanno un raggio d'azione piccolo. Per cui, mentre le forze elettriche sono molto più deboli ma hanno un raggio d'azione grande, per cui a grandi distanze i nuclei si respingono. È necessario che sormontino questa barriera repulsiva e arrivino a breve distanza perché scatti la passione travolgente e avviene la fusione. Allora, quali sono i modi per riuscire a arrivare in intimo contatto? Un primo modo si fonda sulla violenza, cioè i nuclei vengono caricati di una grande energia cinetica, quindi acquistano una grande velocità, sormontano la repulsione e entrano in intimo contatto. Però per acquistare questa velocità bisogna riscaldarli moltissimo e la temperatura minima per poter farli arrivare a fondere è dell'ordine dei milioni di gradi e quindi difficoltà gigantesche. La fusione fredda invece usa, invece che la violenza, diciamo, la persuasione, cioè l'amicizia di terzi. Cioè, se anziché nello spazio vuoto questi nuclei vengono messi all'interno di un metallo dove ci sono molti elettroni, gli elettroni che hanno carica negativa stanno in mezzo tra i nuclei e quindi i nuclei carichi positivamente, che quindi si respingerebbero, vengono attratti dagli elettroni, quindi gli elettroni fungono, diciamo così, da mezzani. Allora, in questo modo, attraverso la mediazione degli elettroni, i nuclei si avvicinano fino ad arrivare a una distanza in cui scatta un processo collettivo per cui i nuclei, invece di respingersi sulla base di forze statiche, si attraggono sulla base di forze dinamiche e a questo punto scatta la fusione. Quindi la morale di tutto ciò è che anziché adoperare la bruta forza per arrivare a contatto, si usa la mediazione degli amici, cioè diciamo così gli elettroni, e in questo modo, usando la forza della cooperazione, si ottiene il risultato. Per cui la fusione fredda richiede necessariamente che avvenga non nello spazio vuoto, ma all'interno di un metallo. La cosa importante è che usando questo tipo di mentalità, di approccio, si possono progettare altre forme di energia che ancora non esistono, che possono risolvere perfetto il problema. I fulmini in effetti sono la manifestazione energetica più spettacolare che c'è sulla superficie terrestre. E qual è l'origine di questa manifestazione energetica? Goccioline d'acqua, perché le nuvole sono goccioline d'acqua. Queste goccioline d'acqua, che non sono niente più di questo, sono in grado di liberare enormi quantità di energia. Se noi mettiamo le mani su questo processo potremmo utilizzarlo, e questo è un processo non nucleare, quindi che non mette in pericolo la stabilità dei nuclei, che però libera grandi quantità di energia e non richiede materie prime rare o strane, perché l'acqua sta dappertutto. Il fenomeno della cooperazione, tutti questi processi si richiedono la cooperazione tra gli atomi. I processi cooperativi sono poco analizzati, poco studiati dagli scienziati, probabilmente c'è anche una ragione psicologica. In una società fondata sull'individualismo, sull'ognuno contro tutti e sul fatto che per ottenere le cose ci vuole la forza, un processo che invece si fonda sulla cooperazione emotivamente, diciamo così, dà fastidio. Ovviamente ci sono ragioni più serie di queste, però io ho voluto concentrarmi su un fatto di base.